tentativo di furto nel ristorante Amelia di via Giustizia a Mestre. I ladri hanno tentato di scardinare il magazzino del locale senza però riuscire a entrare, provocando solo danni. Gli amici del parco, che hanno raccolto più di 8.000 firme contro il progetto di nuovi approdi a San Giuliano, lanciano un altro appello al comune contro la cementificazione. Non dite ai miei pazienti che sto male, non vorrei si preoccupassero, le ultime parole della dottoressa Samar prima che il Covid la uccidesse, scoperta una targa Mira nel 4º anno dalla scomparsa. Nonostante gli appelli e la mobilitazione dei giorni scorsi, il panificio Novello di Marghera ha chiuso i battenti tra le lacrime della titolare e di molti cittadini. Modifica al regolamento sui plateatici in città, il comune detta le nuove regole, nel 2023 1 migliaio di sanzioni e un centinaio di provvedimenti di chiusura. Domani gli arancione-verdi affrontano il Brescia al Penzo, sfida basilare nella corsa alla Serie A. Il direttore sportivo Antonelli suona la carica, è la prima di 6 finali. Dal treno della memoria che partirà da Treviso allo sfilamento delle penne nere fino alla cerimonia all'interno della caserma Goi Pantanali, domani dalle 9 in diretta su Antenna 3 il 10° raduno del battaglione Gemona a Gemona del Friuli. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. I temi della sicurezza in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, con il terzo tentativo di furto subito da uno dei più noti ristoranti di Mestre, la Meglia Romana, alle porte di via Giustizia. Il titolare è davvero esasperato, la situazione è diventata insostenibile, dice. È il terzo in un mese, il terzo. È una situazione insostenibile, ingestibile, non ce la faccio più. Fuori città, esasperato, il titolare del ristorante Amelia Romana, Luca Serpente, scopre il terzo tentativo di furto nel suo locale alle porte di via Giustizia a Mestre. I vandali hanno tentato di scardinare il magazzino del locale per cercare di entrare e rubare, senza però riuscirci, ma provocando solo danni. Non è solo il danno, adesso hanno cercato di entrare da una parte interna del ristorante che non è allarmata, quindi un magazzino adiacente. Dovrò spendere altri soldi per mettere in sicurezza anche questa porta. Dovrò mettere delle telecamere anche esterne, degli infrarossi, non so più cosa fare. Solo pochi giorni fa il titolare della carrozzeria poco distante dal ristorante aveva denunciato ai nostri microfoni l'ennesimo atto vandalico, chiedendo ancora una volta un presidio fisso e annunciando di essere disposto a bloccare via Miranese in segno di protesta, posizione condivisa anche da Serpente. Io dico ancora di più, se è possibile di pagarsi una polizia privata, qualcuno magari ci venga incontro anche il comune a questo punto qua, se non ha le risorse da darci con un presidio fisso, quantomeno ci dia la possibilità di poterci difendere da soli e ci dia la possibilità di intervenire con una polizia privata che abbia dei compiti ben precisi. Il presidio fisso è l'unica soluzione per dissuadere queste persone. Sempre a proposito di ordine pubblico e sicurezza, i carabinieri di San Donà di Piave hanno arrestato un 50enne marocchino senza fissa dimora che deve scontare 1 anno e 11 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi in Piemonte, a Torino in particolare, nel 2020. L'arrestato è stato rinchiuso nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia. I temi del lavoro, sullo sfondo la strage di Subiana, sono centinaia di delegati veneti che hanno partecipato all'Assemblea Nazionale della CISL per la sicurezza e contro le morti sul lavoro. Tra le proposte la patente a crediti per le imprese, comitati aziendali per la prevenzione e rafforzamento degli organi di vigilanza. Ma Filippo Fois ci fa il punto. Al Palatiziano di Roma almeno 300 delegati dal Veneto, più di 50 da Venezia, si sono uniti nel messaggio Basta morti sul lavoro lanciato dall'Assemblea Nazionale Salute e Sicurezza della CISL, una mobilitazione che il sindacato ha avviato in tutta Italia con centinaia di assemblee e iniziative. Siamo moltissimi e siamo qui con una grande delegazione dal Veneto e da Venezia per rivendicare
che vi sia finalmente una presa di posizione seria da parte del governo, anche legislativa, rispetto ai fatti anche che stanno accadendo nelle ultime ore. Abbiamo visto appunto, se guardiamo la nostra città, Venezia, l'ultimo è stato proprio il Teatro Momo. Non è più possibile che un papà, un marito vada a lavoro e non torni più a casa perché non vengono rispettate le norme di sicurezza alle volte basilari. Il numero di morti e feriti che si continua a contare in Veneto è definito inaccettabile. Nel 2023, solo in provincia di Venezia, 20 persone hanno perso la vita sul lavoro. Una cifra che in Veneto rende Venezia seconda dietro a Verona e sopra Treviso in questa drammatica situazione di emergenza per la quale si chiedono interventi urgenti e non proteste populiste che vanno alla pancia ma non risolvono i problemi. La CISL non ha aderito allo sciopero indetto da CGIL e UIL l'11 aprile. Giusto le proposte della CISL che vedono il mettere in campo questa patente a punti nei confronti delle imprese, ma che deve essere estesa a tutte le imprese. Giusto incrementare i lavoratori degli SPISAL, degli ITL, dell'INAI, di tutti quei soggetti che devono fare la giusta vigilanza e la giusta prevenzione. Però bisogna anche investire nella cultura dei ragazzi, perché sicurezza è cultura. E noi come CISL siamo qui forti a dire al governo basta, è ora di impegnarsi seriamente e di dare una svolta rispetto a questa criticità che sembra essere proprio tutta italiana. No alla cementificazione è un'altra protesta, no alla cementificazione in particolare del Parco di San Giuliano, un messaggio forte e chiaro partito questa mattina. Abbiamo raccolto molte firme, ne avevamo già 8.200 raccolte e abbiamo avuto anche naturalmente il voto contrario di tutte le opposizioni nel momento dell'approvazione. Però le forze in campo sono quelle che sono, noi cittadini resta questo ruolo, quello di sensibilizzare alla cultura del parco. I membri dell'Associazione Amici del Parco sono più determinati che mai nel contrastare il comune nel nuovo progetto per il San Giuliano, che dicono fa passare per buono un piano di cementificazione che vorrebbe convertire la zona in produttiva e logistica, con un terminal di trasporto pubblico privato e oltre 45.000 metri quadrati di parcheggi per i turisti. Questa amministrazione di fatto sta eliminando questo rapporto, trasformandolo in un terminal di parcheggio per auto per 10 campi di calcio, mantenendo lì attività industriali, commerciali, soprattutto artigianali che vengono addirittura ampliate, cioè c'è la totale sottrazione alla città di tutta l'asse che affaccia direttamente alla laguna e quindi vuol dire snaturare decenni di lavoro. Oltre alle firme già raccolte hanno organizzato un convegno al Candiani per sensibilizzare la cittadinanza. È veramente un intervento per il futuro dei nostri figli, della nostra città, è veramente pensare in piccolo quando la progettualità del Parco di San Giuliano invece pensa in grande, pensa al rilancio di una grande città, pensa al rilancio di Mestre, vive Mestre e vuole Mestre grande città, vuole Mestre bella. Soprattutto nell'ottica di un futuro green. Tutto il mondo va nella direzione opposta, tutto il mondo va nella direzione della transizione ecologica. Transizione ecologica vuol dire qualità della vita, abbattimento dell'inquinamento, vediamo quante sono le malattie anche nelle nostre città, l'inquinamento in pianura padana, vuol dire relazione appunto con l'acqua della laguna, vuol dire verde, vuol dire passeggiate, vuol dire attività all'aperto. Ecco, bisogna andare in quella direzione con grandissima determinazione e quindi di questi centinaia di cittadini chiedono alla Giunta di fare un passo indietro. Vi raccontiamo adesso la giornata particolare vissuta a Mira che ha ricordato la dottoressa Samar, una delle prime vittime del Covid. Inaugurata nel bosco di Via Verga la targa per ricordare a Mira la dottoressa Samar Sinjab, il primo medico di famiglia ucciso nel 2020 dal Covid nel veneziano. La dottoressa Samar è stato il 100° medico morto per Covid in Italia, è il primo nella provincia di Venezia. In questa data, 4 anni fa, è venuta a mancare una dottoressa, la dottoressa Samar, proprio mentre cercava con tutte le sue forze di portare fino in fondo il proprio dovere di dottore e di medico, aiutando i propri pazienti. Nel 4º anniversario dalla scomparsa della dottoressa Samar, la cerimonia aperta dalle note del silenzio.
Alla commemorazione presenti anche i figli Dania e Rafi El Mazloum, medici a loro volta. Più che commovente l'ultimo ricordo dell'amatissima mamma. Le ultime sue parole quando l'abbiamo lasciata al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso è stato non dite nulla ai miei pazienti perché non voglio che si preoccupino e torno presto. La politica ora ci porta nel Veneto orientale, a Portogruaro, dove il centro-sinistra ha presentato il suo candidato in vista delle amministrative di giugno. 77 anni, nato a Caorle ma portogruarese di adozione, già primo cittadino per 2 legislature fino al 2015, Antonio Bertoncello si ricandida a sindaco di Portogruaro per il centro-sinistra, coalizione di Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, PD e Movimento 5 Stelle. A Portogruaro insieme con assetti decisamente diversi rispetto a quelli pugliesi, spiega lo stesso candidato. Amministrare una città come Portogruaro non ci sono i meccanismi, le conflittualità, i personalismi o tutto quello che può succedere in una grande città. Portogruaro è una città di 25.000 abitanti, ci conosciamo tutti, quindi non esiste assolutamente conflittualità. Ambiente, azione e supporto delle famiglie, interventi partecipati e condivisi con tutti i soggetti portatori di interesse, tra le priorità del programma elettorale di Bertoncello. Seguire con molta attenzione i 20 milioni di euro del PNRR, che questo è una delle priorità assolute. La prima cosa da fare è far diventare Portogruaro centro di mandamento e diventare punto di riferimento con tutti gli altri comuni che peraltro ce lo chiedono. Dopodiché sono progetti anche ambiziosi, quello che ho detto stamattina, quello della realizzazione del nuovo comune, del nuovo palazzo municipale, quello del palazzo delle associazioni. Tra gli obiettivi quello del titolo tanto ambito da molte città, far diventare Portogruaro capitale della cultura. Portogruaro ha una sua vocazione storica, che è la città della cultura, la città del turismo, la città della formazione, la città, voglio dire, che deve valorizzare la sua storia e il suo centro storico. E a sorpresa, sull'altro fronte, questa mattina il segretario della Lega Stefani ha presentato a Treviso i 6 candidati veneti alle europee. Tra loro c'è anche l'europarlamentare veneziana uscente Rosanna Conte. Avvocato residente a Caorle, Conte è entrata al Parlamento europeo con le elezioni del 2019, 5 anni definiti intensi dalla diretta interessata, con tante battaglie, dice, a favore delle nostre aziende e del Made in Italy. Bisognerà ancora aspettare invece per conoscere il capolista, che secondo molti sarà il generale Vannacci, nome però che non convince tutti all'interno del partito. Vi do un'ultima ora che arriva da Mestre, me la conferma in questo momento il nostro Filippo Fois. Circa mezz'ora fa c'è stata una rapina in un bar di Corso del Popolo. Il titolare sarebbe stato minacciato con un coltello e preso a pugni. Il rapinatore è scappato con la cassa da quantificare il bottino. Quindi c'è stata l'ennesima rapina ai danni di un barista a Mestre in Corso del Popolo. Quindi lo ripeto, il titolare sarebbe stato minacciato con un coltello e preso a pugni, così ci riferisce Filippo Fois. E rimaniamo tra Mestre e Marghera, perché nonostante gli appelli e la mobilitazione dei giorni scorsi, il panificio Novello chiude i battenti. Il giudice doveva capire, doveva ricevermi quando sono andata in procura, che mi hanno lasciato là, che mi hanno detto che non si poteva parlare con il giudice. Io, contro il volere del mio avvocato, ho detto vado a battere la porta, ancora sperando di poter continuare. Poi invece Rossella Novello, titolare del panificio in via Toffoli a Marghera, ha smesso di lottare, chiudendo i battenti dopo una battaglia di 3 anni, perché i vicini si lamentavano per i rumori dei macchinari funzionanti di notte, nonostante lei avesse insonorizzato. Fuori dal negozio oltre 100 persone insieme all'associazione Buongiorno Marghera hanno manifestato la loro solidarietà. Il panificio ha 70 anni, io ho sempre visto il panificio qua, con l'officina qua dall'81, ho sempre visto il panificio, quindi se chiude un panificio che ha 70 anni, è una roba incredibile. Che questo pane ha qualcosa di speciale, non solo il pane, anche i cracker, anche le altre cose, ma è un'arte, e devo dire che
senza voler fare pubblicità negativa agli altri, questo era assolutamente superiore a qualsiasi altro del circondario. È proprio per ottenere questa qualità che Rossella ha bisogno di impastare di notte. Un metodo di lavoro dove il pane, quando usciva, era fragrante, buono, perché abbiamo un metodo tradizionale vecchio, diciamo. Il timore è che si crei un effetto domino e che per un motivo o per l'altro le attività di quartiere spariscano definitivamente. Oggi chiudiamo un'attività essenziale, un panificio. Non chiudiamo un negozio non in regola. Chiudiamo un negozio che faceva pane. Certo, c'era il problema dei rumori, ma a nostro modo di vedere era possibile arrivare alla mediazione. Una città in cui i cittadini non trovano più mediazione ma sei in lotta non è l'idea di città, almeno nostra. Sempre con Ilaria Marchiori parliamo adesso di Plateatici. 1135 sanzioni a pubblici esercizi del centro storico veneziano, 105 provvedimenti di chiusura, 835 sanzioni secondo quanto disposto dal regolamento su Plateatici, occupazione e difformità. Sono i numeri della polizia locale in merito ai controlli effettuati nel 2023 sul rispetto delle regole per i plateatici. La situazione 2023 ha portato a una chiusura delle attività per appunto l'esagerazione dei plateatici di 3 giorni, una sospensione delle attività per 3 giorni di ben 100 attività nel centro storico e isole. Non solo. Per la prima volta abbiamo inviato un ritiro del plateatico, sono 6 attività, il ritiro del plateatico per un anno. Sono tutti provvedimenti che vengono presi rispettando il regolamento, un regolamento che forse negli anni passati, nelle vecchie amministrazioni, nelle altre amministrazioni, non veniva portato, diciamo, a compimento. È la prima volta che l'amministrazione applica queste norme, non per colpire le attività, evidenzia Costa Longa, ma perché si rispettino le regole. Ecco perché saranno apportate delle modifiche al regolamento attuale. Noi vogliamo assolutamente premiare chi rispetta le regole, chi lavora in maniera corretta e quindi è giusto dare a loro la possibilità di non avere persone che lavorano in maniera sleale, con una concorrenza sleale, approfittando, diciamo, degli spazi non concessi. Pronti per andare a Cavallino Treporti, ma lo faremo subito dopo la pubblicità. 20 secondi, a fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi di un importante riconoscimento. La sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, è sindaco d'Italia. Roberta Nesto, prima cittadina di Cavallino Treporti, è stata premiata come Sindaca d'Italia 2023. Il riconoscimento le è stato consegnato all'evento Italia, questa Repubblica Donna, alla Camera dei Deputati ed è legato al ruolo che la sua figura rappresenta per il turismo come economia, benessere sociale, conservazione e promozione del patrimonio e dello sviluppo sostenibile. Cavallino Treporti, di cui Roberta Nesto è stata rieletta sindaca con il 65% dei voti nel settembre 2020, è la prima località europea per turismo all'aria aperta, la prima spiaggia del Veneto e la 6ª città turistica italiana. Nesto è inoltre presidente della conferenza dei sindaci della Costa Veneta, che con 25 milioni di presenze rappresenta la prima realtà turistica europea per PIL. Dal 2021 ricopre anche il ruolo di coordinatrice del G20 Spiagge, il network dei 20 comuni balneari più importanti d'Italia, una realtà che conta complessivamente 50 milioni di presenze turistiche, rappresentando il comparto delle vacanze più importante e decisivo per l'economia nazionale. Proprio in questo ambito Roberta Nesto sta sostenendo la proposta di legge per il riconoscimento dello status delle comunità marine. Lo sport, il calcio, sale la tensione al Penzo. Chiede equilibrio e crede nel supporto dei tifosi e della città. Il direttore sportivo del Venezia Football Club, Filippo Antonelli, domenica la squadra arancione-verdi di Paolo Vanoli sfiderà in casa il Brescia nella prima di 6 finali.
fischio d'inizio della partita alle 16:15, il momento della stagione è di quelli decisivi. Mi aspetto una partita coraggiosa da parte del Venezia contro una squadra importante che è il Brescia, che sta facendo un ottimo campionato. Sarà una sfida di vertice tra due squadre che stanno facendo un ottimo campionato. Mi è piaciuta molto la reazione che c'è stata dopo la sconfitta con la Reggiana, e la squadra ha pareggiato ad Ascoli in un ambiente ostile dove ci sono state diverse opportunità. Antonelli è chiaro anche nel valutare il cammino fatto fin qui. Se noi immaginavamo di essere a 6 giornate alla fine con la possibilità di una promozione diretta, penso che avremmo pensato tutti a un grande risultato, una grande stagione, quindi continuiamo con l'equilibrio, siamo lì e cerchiamo di continuare con la volontà di ottenere qualcosa di importante. Poi l'appello ai tifosi a continuare a sostenere la squadra. Ringraziare i nostri tifosi che sono sempre presenti, e questa squadra, questa società, questo ambiente vive in simbiosi con il territorio, quindi mi aspetto una risposta da questo territorio per questa partita e sono sicuro che saranno numerosi allo stadio contro il Brescia. Domani giornata alpina su Antenna 3 a partire dalle 9 vi trasmetteremo il 10° raduno del glorioso battaglione Gemona, ovviamente da Gemona del Friuli. È tutto per Venezia, vi lascio il meteo, buona serata. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Anticipo d'estate e caldo anomalo, poi la nuova settimana sarà decisamente più movimentata. Ma vediamo intanto il dettaglio di domenica 14 aprile. Sul Veneto l'alta pressione ci regala una giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento in più verso sera sulle Dolomiti. Temperature stazionarie o in locale aumento, minime tra 10 e 16 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio sulla zona montana aumento della nuvolosità. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime sui 23-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui ancora sole con della nuvolosità alta in quota. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime comprese tra 28 e 29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.